C'era tutto il gotha dell'industria veneta e molti rappresentanti delle istituzioni ieri sera nel salone del Padiglione Antares del centro Vega a Marghera per partecipare all'assemblea della Confindustria di Venezia. L'occasione giusta per ufficializzare anche il passaggio di consegne tra Antonio Favrin e il nuovo presidente eletto. L'imprenditore nel settore delle agenzie interinali e patron della società di basket Umana Reyer, Luigi Brugnaro. Il periodo che abbiamo davanti indubbiamente farà emergere diverse aree di crisi e io sono molto preoccupato di questo e ovviamente della conseguente perdita di posti di lavoro che riguarderà molte famiglie, perché la cosa per cui noi ci aggrapperemo a ogni posto di lavoro possibile da difendere in ogni modo, in ogni dove. Bisogna però fare squadra, io penso assieme al sindacato soprattutto per cercare di costruire delle condizioni ambientali perché si possano insediare nuove imprese. Venezia deve continuare a investire sulla chimica di Marghera, ha incalzato Brugnaro, mantenendo gli impianti, lavorando sulle bonifiche e difendendo i posti di lavoro in un momento critico per l'intera economia regionale e nazionale. Per il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, intervenuta all'assemblea, all'Italia non serve una Confindustria partito che riempia gli spazi di una politica incapace. Secondo l'imprenditrice, il ruolo degli industriali è di richiamare la politica ai problemi veri che interessano i cittadini e ai temi essenziali che servono a dare competitività al paese, come le tasse, la riduzione della spesa pubblica e improduttiva, la ricerca, l'innovazione, le infrastrutture e i mercati. Se facessimo passi avanti in questa direzione, ha concluso, il nostro PIL potrebbe crescere in pochi anni del 10%.